A consuntivo della riunione che si è svolta ieri presso la prefettura di Agrigento, cui ha partecipato la dottoressa Elisa Vaccaro, in rappresentanza del prefetto, relativamente all'incendio avvenuto nel fine settimana a Licata, di vaste dimensioni, incontrato a Bugiades presso locali della ditta Omnia, posta sotto sequestro, cui hanno anche partecipato i rappresentanti dell'amministrazione comunale di Licata, del comando provinciale dei vigili del fuoco, della questura, dei carabinieri, del nucleo anticrimine, della polizia stradale, della protezione civile, dell'ARPA, dell'ispettorato dipartimentale foreste. Si è preso atto dell'intervento svolto con immediatezza da parte dei vigili del fuoco, che ha impiegato ben 38 unità, attingendo anche ai limitrofi comandi provinciali di Gela e Enna, e ha avuto anche la collaborazione dell'amministrazione, che ha reperito appositi mezzi meccanici per le operazioni di movimento terra delle componenti dell'ispettorato foreste e della protezione civile. Nel corso dell'evento sono state analizzate anche le problematiche connesse alla salvaguardia della salute pubblica, anche attraverso l'ausilio del rappresentante dell'ARPA, che fornirà i risultati dei campionamenti eseguiti, quindi valutare l'eventuale prosecuzione delle ordinanze comunali già disposte di chiusura degli istituti scolastici dell'intero comune fino al giorno di mercoledì, attesa la centralità dell'ubicazione dell'impianto di stoccaggio. Nel tavolo quindi si è preso atto delle esigenze prioritarie di rifornimento idrico essenziale al proseguimento delle operazioni di bonifica ambientale e della rimozione dei rifiuti, che a seguito della combustione verranno classificati con un apposito regime giuridico e saranno conferiti solamente a seguito del nulla osta dell'autorità giudiziaria. Per la mattinata di domani, mercoledì, sarà prevista un'ulteriore riunione del Comitato per la sicurezza per seguire le operazioni in corso.